In Sicilia è approvata all'ARS la legge per l'assunzione di medici non obiettori di coscienza presso gli ospedali dell'isola. Il parlamentare Catanzaro afferma che la maggioranza si è spaccata sul voto segreto. Si è dimesso Francesco Bellomo da direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento per via dell'inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Roma. Continuano i tentativi delle truffe del falso carabiniere in provincia. A Licata muore una 19enne in un incidente stradale. Arrestato un 38enne di Porto Empedocle trovato in possesso di armi e munizioni detenuti illegalmente. Si è concluso oggi presso la Scuola Verga a Fontanella il progetto sulla sostenibilità ambientale. La CGIL regionale protesta per la mancate assunzioni dei dirigenti scolastici. Nell'isola sono solo 42 i posti assegnati. Al via la seconda giornata del Master di Scrittura promosso dalla Strada degli Scrittori, ospite ieri la scrittrice Dacia Maraini. Avvia le operazioni di bonifica della discarica altamente pericolosa, Sida incontrata con Solida. Buongiorno col nostro appuntamento di TV Notizie di oggi, mercoledì 28 maggio. In Sicilia scatta l'obbligo di assumere medici non obiettori di coscienza nelle strutture ospedaliere pubbliche, garantendo così la piena attuazione della legge 194 del 1978 che tutela il diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza. Lo prevede una norma approvata nel pomeriggio dall'Assemblea regionale siciliana nell'ambito di un disegno di legge in materia di sanità passato in aula col voto segreto. Il testo approvato in aula prevede procedure concorsuali dedicate esclusivamente a medici non obiettori e l'obbligo per le aziende sanitarie di provvedere tempestivamente alla loro sostituzione qualora dovessero cambiare idea, garantendo così la continuità del servizio e il pieno rispetto del diritto delle donne all'interruzione volontaria della gravidanza. E su questo decreto legge sui medici non obiettori è intervenuto l'onorevole Catanzaro, capogruppo del PD all'ARS, affermando il voto segreto sul disegno di legge del PD che punta al potenziamento delle strutture sanitarie con l'assunzione di medici non obiettori ha mostrato in modo lampante tutte le crepe di una maggioranza ormai spaccata, una debolezza che non può essere liquidata come un semplice incidente parlamentare, ma rappresenta un importante segnale politico, afferma il capogruppo Michele Catanzaro del PD. Dietro il paravento del voto segreto, aggiunge Catanzaro, una parte della maggioranza ha scelto di smarcarsi appoggiando la bontà della proposta del Partito Democratico. Francesco Bellomo si dimette da direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento per via dell'inchiesta giudiziaria di cui si sta occupando la Guardia di Finanza di Roma, il servizio. Francesco Bellomo, indagato dalla Procura di Roma per l'ipotesi di reato di sostituzione di persona, ha rassegnato le dimissioni da direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento. Una vicenda personale tutta da verificare. Delle indagini si sta occupando la Guardia di Finanza della capitale. La comunicazione ufficiale delle dimissioni è arrivata nel pomeriggio di martedì 27 maggio, tramite una lettera indirizzata al Presidente e al Consiglio di amministrazione della Fondazione, in cui Bellomo parla di sgomento e sorpresa per la notizia appresa dalla stampa nazionale. Per rispetto profondo nei confronti dell'istituzione culturale nella quale ho investito la mia professionalità, il mio tempo e, soprattutto, la mia passione, scrive Bellomo, comunico di rimettere, con effetto immediato, il mandato di direttore artistico. Bellomo sottolinea di non aver ricevuto, al momento, alcuna comunicazione ufficiale da parte della magistratura sui fatti riportati nell'articolo e definisce la propria scelta dolorosa ma consapevole, presa con l'unico obiettivo di tutelare l'immagine del Teatro Pirandello e della città di Agrigento, proprio nell'anno in cui è capitale della cultura. Confido che venga fatta piena luce sui fatti, aggiunge, affinché la verità fattuale emerga senza lasciare spazio ad equivoci che possano offuscare anni di dedizione, lavoro e servizio al teatro e alla cultura. La Fondazione Teatro Pirandello ha preso atto della rimessione del mandato e si prepara a traghettare la programmazione culturale già avviata verso la stagione estiva e gli appuntamenti centrali del cartellone 2025. Apprezziamo il gesto di Francesco Bellomo che, pur essendo la vicenda odierna estranea all'attività culturale della Fondazione, si legge in una nota della Fondazione, ha scelto di rimettere il proprio mandato di direttore artistico per tutelare l'immagine del Teatro Pirandello, oggi oggetto di inappropriati accostamenti mediatici.
Confidando che saprà fare chiarezza nelle sedi opportune, riteniamo doveroso ringraziarlo per il lavoro svolto e, soprattutto, per la responsabilità dimostrata con questa decisione, evidentemente motivata dalla volontà di preservare il buon nome dell'istituzione. A Cianciana e Alessandria della Rocca tentano truffe con il metodo del finto carabiniere, denunciati 4 giovani. I carabinieri delle stazioni di Santo Stefano Quisquina e di Cianciana hanno denunciato in stato di libertà 4 giovani, tutti originari delle province di Siracusa e Catania, indagati, in concorso tra loro, per 2 distinti episodi di tentata truffa aggravata, messi in atto con il cosiddetto metodo del sedicente carabiniere. Nel primo caso, avvenuto ad Alessandria della Rocca, 2 militari della stazione di Santo Stefano Quisquina, durante un servizio perlustrativo, hanno notato un'auto con a bordo 2 ragazzi aggirarsi con fare sospetto nel centro abitato. Fermati per un controllo, i giovani non hanno fornito spiegazioni plausibili sulla loro presenza in loco. Le successive verifiche hanno permesso di appurare che, poco prima, avevano tentato di truffare un'anziana donna residente ad Alessandria della Rocca, contattata telefonicamente da un falso carabiniere con la richiesta di consegnare denaro per ritirare un pacco. Nel secondo episodio, verificatosi a Cianciana, i carabinieri della locale stazione sono intervenuti su segnalazione di un cittadino che, intuendo il tentativo di raggiro, ha prontamente avvisato le forze dell'ordine. Poco dopo, i militari hanno intercettato nei pressi del paese un'altra auto sospetta con a bordo 2 giovani. Anche in questo caso, gli accertamenti hanno confermato che i 2 si erano recati presso l'abitazione del segnalante con l'intento di consumare una truffa secondo lo stesso schema, la chiamata del finto carabiniere e la richiesta di un'immediata consegna. Nei confronti dei 4, 2 dei quali minorenni, è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Sciacca e a quella presso il Tribunale per i minorenni di Palermo. Le 2 operazioni confermano la tempestività e l'efficacia dell'azione preventiva dell'arma sul territorio, soprattutto nelle zone interne della provincia, a tutela delle persone più vulnerabili, come gli anziani, spesso bersaglio di questo tipo di reati subdoli e odiosi. Incidente stradale a Licata, perde la vita una giovane di 19 anni, a scontrarsi sono state 2 auto. Incidente stradale a Licata, perde la vita una giovane di 19 anni. A scontrarsi sono state 2 auto. La ragazza che viaggiava a bordo di una Smart insieme al fidanzato ha riportato ferite gravissime. Trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, è deceduta poco più tardi. Si sono rivelati vani i tentativi dei medici di rianimarla. Il sinistro è avvenuto sulla statale 115 in contrada Canticaglione, vicino al resort Serenusa Village, non lontano dall'abitato licatese. Il fidanzato della giovane, un 20enne originario di Gela, è in gravi condizioni ed è stato portato all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, ma sarà trasferito al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. Sull'altra auto viaggiava un uomo che ha riportato traumi sparsi sul corpo ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Licata stanno indagando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Trovato in possesso di una pistola e relative munizioni nel corso di un'attività di controllo del territorio intensificata negli ultimi giorni per la prevenzione e la repressione dei reati contro la sicurezza pubblica, i carabinieri del nucleo investigativo e della stazione di Porto Empedocle hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 38enne di Porto Empedocle. Deve rispondere dei reati di detenzione abusiva e ricettazione. L'arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare, nel corso della quale i militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro una pistola semiautomatica Beretta 96 Combat Calibre 40 con matricola a brasa e un caricatore contenente 11 cartucce dello stesso calibro. L'arrestato, già noto alle forze della polizia, al termine delle formalità di rito su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, è stato tradotto presso la casa circondariale di Contrada Petusa a disposizione dell'autorità giudiziaria in attesa dell'udienza di convalida. L'episodio conferma la costante attenzione nella prevenzione e nel contrasto alla detenzione illecita di armi, a ogni forma di minaccia alla sicurezza pubblica. E si è concluso stamani presso la scuola Verga dell'Istituto Comprensivo Anna Frank il progetto del laboratorio Design, Thinking e Sostenibilità, le interviste ai protagonisti. Oggi è la giornata conclusiva di questo progetto qui presso l'Istituto di Fontanelle. Sì, oggi concludiamo questo progetto Dedalo
promosso dalla Fondazione Comunitaria Agrigento Trapani, che ha lo scopo di sensibilizzare gli alunni e possibilmente anche le famiglie, quindi gli adulti, alla necessità di creare ambienti sempre più ecosostenibili, alla sensibilità ambientale per preservare il sistema nel quale viviamo e per rispettare tutti gli esseri viventi, dalle piante agli animali e ovviamente a tutti gli esseri umani. Lo scopo è quello di fare sì che gli alunni abbiano maggiore consapevolezza e con le loro azioni e i loro comportamenti possano contribuire a rendere l'ambiente di vita più accettabile e più sostenibile. L'attività si è svolta anche con azioni pratiche che sono state realizzate nello spazio esterno della scuola, nel giardino, e quindi ci sarà modo oggi di presentare anche i risultati di queste esperienze. Vede, un anno che si è concluso, possiamo tracciare un bilancio delle tantissime attività che l'Istituto Verga e l'Anna Franca avete fatto, che lei dirige. L'Istituto è da anni impegnato su più fronti, quindi ci sono state tutta una serie di iniziative e di attività, sia qui nella scuola primaria ma anche nella scuola dell'infanzia e nella scuola secondaria di primo grado. È stato l'anno in cui abbiamo sperimentato per la prima volta il modello DADA e siamo in fase di bilancio conclusivo. È stato l'anno in cui abbiamo realizzato vari progetti PNRR, le attività Erasmus di internazionalizzazione dei percorsi di studi, attività di sensibilizzazione con le giornate unitarie, il giorno della legalità, il giorno contro la violenza sulle donne, le attività per la sensibilizzazione sull'autismo, la giornata della legalità. Sono tutte iniziative che ovviamente impegnano i docenti e attraverso i docenti ovviamente tutti gli studenti e le loro famiglie per far sì che ci sia maggiore consapevolezza su quelli che sono i fenomeni che riguardano la vita di ogni giorno. È un evento finale dove restituiamo alla comunità educante, agli ospiti che abbiamo invitato, i risultati del percorso che abbiamo fatto. Primo fra tutte un mazzo di carte elaborato dai bambini dopo aver imparato una serie di concetti che servirà a orientare, suggerire ai policy maker come rigenerare uno spazio urbano, se abbandonato o sottoutilizzato, a misura di bambino e adatto ad ospitare una comunità multispecie. Come si svolgerà il programma oggi? Il programma prevede una prima parte con una presentazione frontale del lavoro fatto, che in parte sarà curata da me, in parte direttamente dai bambini, che racconteranno agli adulti presenti cosa hanno imparato durante il percorso. Poi visiteremo il giardino della scuola che abbiamo iniziato a rigenerare, piantando degli alberi della macchia mediterranea e degli alberi da frutto di varietà antiche siciliane, che sono stati adottati durante il percorso dai bambini per un mese, curati e poi messi a dimora in questo spazio come primo atto della rigenerazione. E poi a seguire ci saranno dei micro tavoli di progettazione per far sperimentare l'utilizzo di questo mazzo di carte agli adulti presenti durante l'approccio degli studenti come è stato? È stato molto entusiasmante, diciamo che sono stati molto coinvolti durante il percorso, si sono appassionati ai temi trattati e dai risultati che abbiamo ottenuto possiamo sicuramente affermare che il percorso ha avuto un impatto molto importante sulla costruzione, diciamo, di una coscienza, di una consapevolezza più vicina ai temi della sostenibilità ambientale. Abbiamo partecipato a questa bellissima iniziativa, il progetto Dedalo, che ha dato la possibilità ai bambini di sperimentare un nuovo modo di fare didattica attraverso attività laboratoriali, spostandoci all'interno di diversi laboratori e soprattutto cercando di fargli avere il contatto con l'esterno, con la terra, con un nuovo modo di scoprire la realtà e la rigenerazione di luoghi che possono essere per loro importanti sia dal punto di vista didattico ma soprattutto emotivo, perché si sa bene che il sapere è sinonimo di sapore, quindi una didattica laboratoriale sicuramente resta impressa nel tempo. Oggi è la conclusione di questo progetto, di questo percorso fatto. Oggi è la conclusione, faremo questa manifestazione con i docenti che hanno partecipato al progetto, con il dirigente scolastico della scuola Anna Franca, con i genitori, e daremo modo di vedere come attraverso una didattica attiva ed interattiva i bambini hanno progettato la rigenerazione del posto in cui vivono.
E sempre sulla scuola interviene la FLC CGIL regionale, lamenta come sono solo 42 i posti per dirigente scolastico per il prossimo anno. Lo dichiara il segretario Adriano Rizza, che afferma gravi ripercussioni nel mondo del lavoro in nostro servizio. Scuola, FLC CGIL Sicilia, solo 42 posti per dirigenti scolastici nel 2025-2026. Per il segretario Rizza è un effetto dello spopolamento e del dimensionamento scolastico, contro cui il sindacato si è sempre opposto. Ieri infatti si è svolto l'incontro tra l'Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e le organizzazioni sindacali, durante cui è stato comunicato che i posti disponibili per dirigenti scolastici per il prossimo anno 2025-2026 saranno solo 42. Dei 42 posti, 20 saranno assegnati ai vincitori del concorso ordinario, 22 saranno destinati alla mobilità interregionale, in attesa della norma definitiva, salvo eventuali posti liberati da movimenti in uscita. Mentre non sono previste immissioni in ruolo per il concorso riservato. Questa situazione, dichiara Adriano Rizza, segretario generale FLC CGIL Sicilia, è anche e soprattutto causa della scelta politica di questo governo, avallata in pieno da quello regionale, di ridurre del 10% le autonomie scolastiche in Italia. Una politica contro cui il sindacato si è battuto con forza in tutte le sedi, anche con un ricorso al TAR del Lazio. Solo in Sicilia, negli ultimi 3 anni, oltre 100 autonomie scolastiche sono state chiuse, con gravi ripercussioni sull'occupazione e sulla qualità del servizio pubblico. Tale riduzione ha portato a un taglio dei posti disponibili, limitando le immissioni in ruolo e la mobilità interregionale in entrata, con conseguenze negative per il personale e per le comunità territoriali. Alla prossima riunione, conclude Rizza, dedicata alla mobilità, vigileremo affinché i criteri di assegnazione siano trasparenti e oggettivi, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e delle esigenze del sistema scolastico siciliano. Intervento accorato alla Camera ieri da parte del deputato agrigentino onorevole Calogero Pisano, che ha dichiarato il proprio voto favorevole al decreto sicurezza in discussione in aula, sottolineando come il provvedimento abbia un'importanza strategica per il territorio della provincia di Agrigento, dove purtroppo la presenza della comunità organizzata è forte e radicata. Il decreto, ha spiegato l'onorevole Pisano nel corso delle dichiarazioni di voto, prevede un insieme di misure concrete per garantire la sicurezza dei cittadini, di particolare importanza quelle rivolte a contrastare la criminalità organizzata. È un segnale forte per i nostri territori, che troppo spesso pagano un prezzo altissimo in termini di sviluppo e legalità, in quanto ostaggio di fenomeni criminali che minano la serenità delle comunità locali. Il voto di Pisano si inserisce dunque in linea col sostegno al governo sui provvedimenti in materia di sicurezza e lotta alla criminalità, con particolare attenzione alla specificità e alle criticità del territorio agrigentino e della provincia. Domani la Camera, nella votazione finale del decreto legge di conversione del decreto, poi passerà al Senato per la definitiva approvazione. Continuano gli appuntamenti del Master di Scrittura 2025 dedicate alle parole del viaggio. Ospite ieri tra gli altri la scrittrice Dacia Maraini. Il servizio. Continuano gli appuntamenti del Master di Scrittura 2025 dedicato alle parole del viaggio, promosso dalla Strada degli Scrittori, nell'anno di Agrigento, capitale della cultura, in corso di svolgimento fino al prossimo 31 maggio, presso la sala Sebastiano Tusa di Villa Genuardi, concesso dalla Sovrintendenza ai Beni Culturali. Una settimana di lezioni, laboratori, escursioni e confronti diretti con scrittori, editorialisti e artisti. Ieri tra i docenti del Master la scrittrice Dacia Maraini, Marina Castiglione, docente universitaria, e Ottavio Di Brizzi, direttore editoriale del Club Club italiano. È stata un'esperienza ma che arricchisce, perché il luogo comune vuole che i giovani oggi non si interessano di nulla, e invece secondo me c'è molta attività, solo che quelli che non si interessano di nulla fanno più rumore. Io penso che è uno scritto, che sia romanzo, saggio, deve creare delle emozioni. Se crea delle emozioni va bene, se no vuol dire che è da buttare, insomma. Possono essere emozioni estetiche, etiche, possono essere emozioni
che riguardano la visione del mondo, la religione, l'educazione, però devono riuscire a suscitare emozioni. Oggi nel nostro laboratorio, a proposito delle parole del viaggio, abbiamo proprio intrapreso un percorso di narrazione a partire dai nomi di luogo, perché i nomi di luogo sono spesso parlanti, parlano, narrano la storia delle diverse popolazioni che sono state presenti in Sicilia e che hanno utilizzato le designazioni toponomastiche per dare una sorta di bussola a chi viveva quei luoghi, quindi nomi greci, nomi latini, nomi arabi, nomi francesi, nomi spagnoli, che in qualche modo si inseguono nelle nostre campagne per raccontare di una terra che è stata ricchissima di presenze e che proprio della sua diversità ha fatto un vanto, sia per essere una zattera in qualche modo nel Mediterraneo, ma anche per lanciarsi, come è sempre stato, attraverso i dialetti e attraverso la letteratura in Europa. Io personalmente lavoro sul campo, quindi vuol dire nelle scuole, nei territori, presso le comunità, mi occupo di dialetto dall'inizio degli anni 90, ma ovviamente il mio maestro, il professore Ruffino, da assai prima di me, almeno 20 anni prima di me, e chi lo ha preceduto da ancora prima. Poi in questo momento siamo nella patria di Pirandello e Pirandello affrontò proprio nella sua tesi di laurea un argomento che gli stava particolarmente a cuore e in cui evidenziava delle differenziazioni, che era quello dei suoni della parlata di Girgenti. Poi in realtà in quella tesi c'è la parlata di Girgenti, ma ci sono le differenze rispetto alla parlata di Canicattì, rispetto alla parlata di Casteltermini, perché noi siamo proprio un puzzle di diversità. In questo momento c'è un dibattito che è nato forse più nei tavoli politici che non in quelli delle comunità, che hanno una viva, spesso ma non sempre, volontà di mantenere ancora come dire, autentico il proprio dialetto, ma l'autenticità non sta nella standardizzazione, anzi la standardizzazione è il più delle volte una anticamera della morte, come spesso è accaduto in altre realtà dialettali ovviamente non siciliane. Basta guardare i dati Istat per rendersi conto che ad esempio una lingua iperprotetta come il sardo in realtà oggi gode di pochissimi parlanti sardi. Noi invece abbiamo forse la percezione attraverso i nostri studenti, attraverso le scuole, di una realtà che si è andata modificando in questi ultimi anni, dalla dialettofobia più assoluta anche all'interno del mondo della scuola. Si è passati ad a un certo apprezzamento, ecco, anche ad una curiosità in virtù di una legge regionale che c'è e con fatica comunque funziona, che è la legge 9 del 2011, in cui infatti non si parla di lingua siciliana ma si parla di patrimonio linguistico siciliano, perché in Sicilia oltre ai nostri dialetti e romanzi abbiamo anche l'albanese e abbiamo delle comunità gallo-italiche che peraltro neanche rientrano all'interno della legge sulle minoranze del 1999, quindi una grandissima ricchezza, ed è quella che dobbiamo preservare, che dobbiamo fare conoscere, ricordando che lingua non è soltanto comunicazione ma è soprattutto storia e cultura. Quindi se tutto quanto si perdesse della Sicilia, compresi i templi, ma se non si perdesse il dialetto, dentro il dialetto troveremmo tutte quelle presenze linguistiche e culturali che hanno fatto un'identità molto sfaccettata che non può essere ridotta neanche linguisticamente ad un unicum. È stata un'esperienza molto divertente, interessante, rinfrescante, piena di giovani e meno giovani molto interessati al tema, alle sfaccettature del tema del viaggio, dei rapporti fra la letteratura e diciamo la cartografia dell'immaginario, che è un po' il tema di cui ci occupiamo noi al Touring. Abbiamo ragionato su cosa vuol dire essere viaggiatore oggi, turista oggi, passeggero in realtà, molto più spesso, cosa vuol dire orientarsi nello spazio reale ma anche immaginario grazie a delle mappe, a delle carte, usando la letteratura ma anche la cartografia per da un lato scoprire degli aspetti della realtà, del mondo che ci circonda, sconosciuti o in qualche modo meno raccontati, ma poi anche cosa vuol dire avere cura, prestare attenzione ai luoghi e alle storie
individuali o di comunità per restituire tempo, diciamo, a degli aspetti della realtà che poi nell'esperienza quotidiana della mediazione degli schermi, dei cellulari, della disintermediazione digitale, ecco, vanno forse un po' perduti in termini di esperienza. Ecco, qual è il senso di fare delle guide, di fare dei libri di viaggio, qual è il senso di raccontare il mondo in un contesto come quello in cui viviamo, in cui siamo spesso ricondotti a una esperienza di passeggeri e non più di viaggiatori. Grazie. Essendo il prossimo 4 giugno non arriveranno le risposte sull'erogazione degli stipendi arretrati, i dipendenti del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 inizieranno lo sciopero. Il servizio. Se entro il 4 giugno non dovessero giungere le risposte attese sui loro stipendi arretrati, i lavoratori del Consorzio di Bonifica Agrigento 3 proclameranno lo sciopero. Lo annunciano le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL ed UIL all'indomani dell'annuncio dell'assessore regionale all'agricoltura Salvatore Barbagallo dell'avvenuto sblocco di una mensilità di retribuzione. I dipendenti aspettano tuttora di incassare gli stipendi di febbraio, marzo ed aprile. Anche il mese di maggio è agli sgoccioli, pagare solo un mese, o anche 2 come ci è stato garantito nelle scorse ore, non è sufficiente, dice Franco Colletti, segretario provinciale della FLAI CGIL, che accusa la regione siciliana di avere gestito in maniera fallimentare e lesiva dei diritti dei lavoratori questa vicenda. Nel mirino dei dipendenti è finito anche il denunciato spostamento dei fondi destinati ai loro stipendi per pagare un creditore del consorzio. I lavoratori hanno bisogno di certezze, sono stremati da questa vertenza, aggiunge Colletti, ricordando che, per poter garantire i servizi irrigui ai produttori agricoli, i dipendenti del consorzio raggiungono le zone di erogazione con le proprie autovetture. Non vengono pagati, ma in compenso sono costretti perfino ad anticipare il carburante. Non ce la fanno più a resistere in queste condizioni. Lavoratori reduci da un'assemblea sindacale nel corso della quale hanno deciso che, senza novità anche sulle prospettive future, giovedì 4 giugno il loro stato di agitazione si trasformerà in sciopero. Sarà bonificata la discarica altamente pericolosa attualmente dismessa, sita incontrata Consolita, a comunicarlo è l'assessore ai comuni di Agrigento dei lavori pubblici Principato. Oggi compiamo un passo concreto verso la tutela dell'ambiente e la sicurezza del nostro territorio. Con l'approvazione in giunta del progetto esecutivo per la realizzazione dei piani di indagine preliminare sulla discarica dismessa di Contrada Consolida, diamo avvio a un intervento atteso da tempo, fondamentale per avviare la bonifica di un'area a sospetta contaminazione. Lo dice in una nota l'assessore ai lavori pubblici del comune di Agrigento, Gerlando Principato. Grazie al contributo e al finanziamento concesso pari a 11.500 euro nell'ambito del Fondo di progettazione per la bonifica dei siti inquinati, il comune di Agrigento ha potuto approvare il progetto esecutivo, per un importo complessivo di 172.000 euro. Questo ci consente di affrontare con rigore tecnico e trasparenza una fase di indagine indispensabile per ogni futura attività di risanamento ambientale, continua Principato. Si tratta di un risultato che nasce dalla sinergia tra gli uffici comunali, il Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, i professionisti incaricati e i tecnici del comune di Agrigento, a cui va il mio ringraziamento per il lavoro svolto con competenza e tempestività. L'attenzione alle problematiche ambientali e alla rigenerazione urbana passa anche da questi interventi di progettazione, spesso poco visibili ma fondamentali. Rappresentano infatti la base tecnica indispensabile per ogni vera trasformazione. Continueremo a lavorare affinché ogni parte del nostro territorio, anche quelle più marginalizzate, possa essere risanata e restituita in sicurezza alla comunità, conclude l'assessore. Il ponte significa velocità, sicurezza. Il vice premier e ministro Matteo Salvini sarà a Messina e Reggio Calabria, rispettivamente giovedì e venerdì, in vista del via ai lavori del ponte sullo Stretto. Lo rende noto il MIT, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Salvini sarà nelle prefetture e incontrerà i soggetti coinvolti a vario titolo nella realizzazione dell'opera, con particolare attenzione alla tutela della legalità e alla sicurezza dei lavoratori, spiega il Ministero. Nel frattempo, c'è stato un incontro con il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ANAC Giuseppe Bussia.
In particolare, è stato affrontato il tema del ponte sullo stretto, in attesa del via libera ai lavori, e per garantire massima trasparenza delle procedure e dei cantieri, anche attraverso la loro piena digitalizzazione, la verifica su tutte le imprese coinvolte anche nei subappalti e la sicurezza dei lavoratori, unitamente al rafforzamento dei controlli in vista degli espropri. Linea alla regia per la pubblicità. Sull'omicidio Antonio Arculeo, fermato dalla polizia, il terzo complice è un alcamese di 32 anni. Ricordiamo che il corpo di Arculeo semicarbonizzato era stato trovato lo scorso 9 maggio nei pressi della zona di Calatafimi, Segesta. Ce ne parlano i colleghi di Trapani. Polizia di Stato su delega della Procura della Repubblica di Trapani ha dato esecuzione a una misura cautelare in carcere nei confronti di un 32enne alcamese ritenuto responsabile dei delitti di omicidio, distruzione e soppressione di cadavere. Le indagini, condotte congiuntamente dalla squadra mobile di Palermo e da quella di Trapani con il supporto operativo del commissariato di Polizia di Stato di Partinico e di quello di Alcamo, hanno consentito di formulare l'ipotesi del coinvolgimento nell'efferato omicidio del partinicese Antonino Arculeo, il cui cadavere semicarbonizzato fu rinvenuto in località Calatafimi Segesta, nella zona delle Terme Gorga, lo scorso 9 maggio. Nell'immediatezza dei fatti, per il grave episodio delittuoso erano stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto 2 soggetti di Partinico di 35 e 47 anni, in atto ristretti in esecuzione di ordinanza custodiale in carcere emessa dal GIP di Palermo, confermata poi in data odierna dal GIP di Trapani anche in esito delle indagini recentemente svolte su delega della Procura trapanese. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima sarebbe stata colpita con almeno 17 coltellate in un contesto di estrema violenza in un luogo isolato dove il corpo è stato poi dato alle fiamme nel tentativo di ostacolare le indagini e rendere difficile l'identificazione. L'attività investigativa, sviluppata attraverso rilievi tecnici, analisi dei tabulati telefonici, tracciamenti, GPS e acquisizione di immagini da sistemi di videosorveglianza, ha permesso di ricostruire le fasi precedenti e successive all'omicidio, consentendo di rassegnare alla locale Procura della Repubblica rilevanti risultanze probatorie conducenti all'ipotesi prima descritta. Le indagini però proseguono per accertare eventuali responsabilità di ulteriori soggetti e per definire compiutamente il movente del delitto, che sembrerebbe essere legato a motivi economici e alla ragionevole possibilità che gli indagati intendessero sottrarre all'Arculeo una cospicua somma di denaro che l'uomo portava con sé la sera dell'omicidio, essendo documentato il maldestro tentativo di somministrare alla vittima un integratore di melatonina con la verosimile intenzione di stordirlo o addormentarlo. Per il GIP, che ha accolto in pieno le risultanze investigative, il 32enne alcamese avrebbe messo in atto il piano per uccidere Arculeo insieme agli altri 2 complici. Il soggetto destinatario del provvedimento è stato condotto presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ammontano a quasi 26 milioni di euro le risorse che, su proposta del Dipartimento della Programmazione, il governo regionale impiegherà per rifinanziare l'avviso pubblico del 2022 destinato alle piccole, medie e microimprese danneggiate dalla pandemia di Covid-19. L'emergenza sanitaria, dice il presidente della regione siciliana Renato Schifani, ha messo in ginocchio numerose aziende siciliane e sono molte le difficoltà che gli imprenditori sono costretti a fronteggiare ancora oggi. È volontà del mio governo, quindi, impiegare risorse che non sono state utilizzate per fornire liquidità immediata alle imprese che ne hanno bisogno, agevolando l'accesso al credito e incentivando investimenti in innovazione, digitalizzazione e sostenibilità. La giunta di governo, infatti,
ha approvato la riprogrammazione di economie e mancati utilizzi di fondi provenienti da altre misure. Questo consentirà lo scorrimento della graduatoria, ferma perché a fronte di una dotazione finanziaria pari a 187 milioni di euro erano pervenute istanze per 274 milioni. I 25.849.647 euro recuperati consentiranno di concedere le agevolazioni previste dall'avviso a circa 500 nuovi beneficiari. La misura, gestita dall'IRFIS Fin Sicilia, è rivolta a micro, piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Sicilia, che avevano presentato domanda e che, a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, hanno registrato nel 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 30% rispetto al 2019. L'agevolazione consiste in un finanziamento a tasso zero, compreso tra un minimo di 10.000 e un massimo di 100.000 euro. Incendio a Monserrato, in fumi, alberi e vegetazione, in azione i Canadair. Incendio a Monserrato, in fumo alberi e vegetazione, in azione 2 Canadair. Il fuoco è divampato nel corso delle ore pomeridiane. Qualcuno ha appiccato le fiamme a un terreno sul quale erano sterpaglie e in poco tempo è stato il caos. L'incendio ha carbonizzato parte di un campo di grano e una trentina di alberi di ulivo e mandorlo e lambito alcune case di campagna, tra Porto Empedocle e Monserrato. Morti bruciati anche alcuni uccelli e portati in salvo numerosi capi di bestiame che si trovavano al pascolo. L'inferno di fuoco è scoppiato nel corso delle ore pomeridiane. Le fiamme altissime e le colonne di fumo erano visibili anche a chilometri di distanza. Il rogo in pochissimo tempo si è avvicinato pericolosamente ad alcune abitazioni di campagna. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il peggio. A domare definitivamente l'incendio sono stati 2 Canadair che hanno effettuato una trentina di lanci, facendo la spola con il mare di Maddalusa. Finanziato dalla Regione Siciliana il progetto formativo GOL, Garanzia Offerta Lavoro, volto a supportare i giovani siciliani dai 18 a 65 anni verso il mondo del lavoro con i fondi del PNRR. I colleghi di Trapani. Via libera in Sicilia al programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, GOL, introdotto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, per favorire l'inserimento o il reinserimento lavorativo dei disoccupati e riqualificare servizi di politica attiva del lavoro. L'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale ha pubblicato l'avviso 6 che stanzia 78,3 milioni di euro del PNRR su una dotazione complessiva di oltre 129 milioni assegnata alla Regione Siciliana per questi interventi. L'obiettivo del programma GOL, infatti, è quello di incentivare attraverso piani formativi individuali l'occupabilità e l'occupazione di persone disoccupate, anche di lungo periodo, beneficiari di ammortizzatori sociali, lavoratori fragili, NEET, under 30, donne in condizioni di svantaggio, persone con disabilità e over 55, working poors, occupati con redditi molto bassi, attraverso servizi personalizzati e percorsi di accompagnamento al lavoro, aggiornamento, riqualificazione professionale. Oltre ai cittadini italiani residenti in Sicilia possono beneficiare degli interventi anche cittadini non comunitari, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno e in corso di validità. Si tratta di una misura, dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, che ci consente di restituire una prospettiva professionale a soggetti fragili e a persone molto svantaggiate che per le ragioni più disparate si trovano fuori dal mercato del lavoro o hanno bisogno di riposizionarsi. I percorsi individuali, tra l'altro, rafforzano l'inclusione sociale. L'obiettivo ultimo è quello di potenziare la competitività dell'isola. Le risorse stanziate suddivise in 3 macro aree sono state così ripartite: 13,3 milioni di euro per il reinserimento professionale dei beneficiari, 15 milioni di euro per interventi di upskilling e oltre 49 milioni di euro per il reskilling
e la riqualificazione delle competenze dei lavoratori. Abbiamo immesso nel circuito ulteriori 78 milioni di euro sul programma GOL, afferma l'assessore Turano, in vista del raggiungimento del target. I percorsi formativi saranno accomunati da un approccio personalizzato alla formazione. In questo modo si potranno delineare progetti individuali su misura in base alle esigenze specifiche di ciascun beneficiario e sarà possibile migliorare l'accesso all'occupazione per le persone in cerca di lavoro in linea con la strategia dell'Unione Europea per le competenze digitali e con il piano d'azione su pilastro europeo dei diritti sociali che riconosce le competenze digitali tra quelle chiave per l'apprendimento permanente. Tornano dal 27 giugno al 3 agosto nei diversi luoghi d'arte di Gibellina le Orestiadi, giunti alla 44esima edizione. Il tema di quest'anno: ascoltando il passato e guardando al futuro. Il servizio dei colleghi di Palermo. Nuova edizione delle Orestiadi, un contributo prezioso per Gibellina, ma non solo. Sì, quest'anno con le Orestiadi giunte alla loro 44esima edizione vogliamo festeggiare un importante riconoscimento. Gibellina nel 2026 sarà la prima capitale dell'arte contemporanea. È il riconoscimento ad una storia, la storia di Gibellina, del suo percorso intorno all'arte e al teatro, di cui il Festival del Teatro, giunto appunto alla sua 44esima edizione, rappresenta un punto fondamentale, un punto fondante, quel punto di dialogo tra le arti visive, il teatro e la musica, che a Gibellina si fondono in un unico linguaggio. Quest'anno avremo tante sorprese, tanti artisti. Inizieremo con una grande anteprima dentro la città di Gibellina, un percorso per musica ed arte, il 27 e il 28 giugno. Diversi musicisti installati intorno alle opere d'arte che hanno sempre segnato la cultura di Gibellina le faranno risuonare, da Peppe Servillo a Ferruccio Spinetti, da Alexander Balanescu ad Angelo Sicurella a Nai. 2026 in cui saremo capitale italiana dell'arte contemporanea, anzi la prima capitale italiana, perché questa è una nuova manifestazione, diciamo così. Sicuramente è l'anno importante, ma noi stiamo lavorando in assoluta sinergia con la fondazione, con le imprese locali, con i cittadini, ma anche con una rete che comprende i comuni del Belice, i comuni di tutta l'intera provincia, perché tutti hanno partecipato nella fase di quando abbiamo fatto, diciamo, il progetto. E non solo, perché questa rete comprende anche una rete nazionale di musei, fondazioni, università. Quindi è un lavoro che faremo tutti assieme. Siamo felicissimi di sostenere Gibellina Capitale e Portami il futuro è il nostro motto, tant'è che quest'anno la nostra programmazione guarda alla tradizione, 44 anni di storia degli spettacoli, ma anche al futuro, ai giovani. Quindi più musica, più teatro per i giovani e soprattutto tanta gioia e tanta speranza, perché è quello che aiuta a portare avanti dei grandi progetti come quelli di Gibellina Capitale dell'arte contemporanea. Sì, in Italia, ma noi abbiamo grandi ambizioni, vogliamo andare oltre. E questo è tutto per l'edizione odierna di TV Notizie. Vi ricordiamo che i nostri programmi si possono vedere sul canale 268 in tutta Italia del digitale terrestre, il telegiornale alle 15, alle 20 e replica la mattina alle 9, sul canale 93 di Video Sicilia e in streaming sul sito www.televideagrigento.tv. Inoltre i servizi nostri possono essere visionati sul canale YouTube di TVA Televide Agrigento. E questo è tutto per oggi e vi auguriamo una buona serata.